Arriva il commissario e protestano i sindacati. Sono loro i protagonisti nel territorio con la nuova legge urbanistica. Cosa serve per evitare gli incendi? Lo dicono agronomi forestali. Nuovi arrivi per la SEAP dalle Cartillo Aragona. Benvenuti su TVA Notizie. Commissario a Lati Idrico e attacco dei sindacati che accusano la politica di avere gettato la spugna. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Dura presa di posizione dei sindacati CGIL, CISL e UIL relativamente ai comuni agrigentini che non hanno approvato lo statuto, rimanendo così lati al palo. Per i sindacati della CGIL, CISL e UIL la politica cede il passo al commissariamento regionale, incapace com'è di assumersi le proprie responsabilità. Con stupore apprendiamo che dopo un anno di attesa la politica ha gettato la spugna. Dichiarano i tre segretari generali, Alfonso Buscemi, Emanuele Gallo e Gero Acquisto. Nel settembre dello scorso anno, proseguono, sembrava tutto potesse filare liscio. L'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento sceglieva all'unanimità di puntare sulla società consortile per la gestione del servizio idrico integrato. Invece parecchi consigli comunali hanno brillato per la loro inadempienza, non approvando lo statuto del nuovo organismo e bloccando così il nuovo corso. La politica trova comodo schivare le responsabilità della scelta che adesso competono al solito commissario ad acta. Questo sottrarsi al proprio ruolo di suprema rappresentanza degli interessi della collettività stride con il mandato elettorale che i cittadini conferiscono agli eletti con il voto ad ogni tornata elettorale. Non è peregrino chiedersi cosa ci stiano a fare i politici se non producono atti certi e nei tempi dovuti. Cosa ci stiamo a fare se non determinano le condizioni affinché i loro territori possano prosperare, riducendone il peso delle difficoltà quotidiane? La vicenda del Lati di Agrigento, continuano Buscemi, Gallo e Acquisto, rivela un attenuato senso di responsabilità ai tavoli del confronto. Un anno non è bastato per fare sintesi su un provvedimento strategico quale il nuovo sistema di gestione del servizio idrico che mette a repentaglio importanti risorse economiche. I fondi disponibili rischiano seriamente di andare persi, dando un colpo all'efficienza al processo di erogazione idrica, nonché all'economia locale che può avere una boccata di ossigeno dai lavori pubblici. Quale massimo auspicio, concludono, confidiamo che il commissariamento risolva i problemi con la massima celerità. Del tempo scaduto e perduto rimangono solo i veti incrociati di una politica che purtroppo sta perdendo di vista il significato del suo vero ruolo. E adesso ascoltiamo l'intervista del direttore Arturo Cantella al sindaco di Naro Maria Grazia Brandara sul voto del Consiglio Comunale riguardante la gestione del servizio idrico e sui turni di distribuzione che penalizzano il Paese. Onorevole Brandara, il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione al Lati Idrico, però qualche giorno fa una forte denuncia che a Naro manca l'acqua. Sì, intanto partiamo da ieri sera. Credo che abbiamo messo un punto fermo alla volontà della nostra collettività di aderire all'acqua pubblica. Il punto è stato approvato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, dal Consiglio della sua interezza, che ovviamente ha dato prova di grande responsabilità mostrando senso di dovere. Per la verità siamo anche un poco rammaricati per il ritardo accumulato del tempo, però l'importante insomma è arrivare poi alla definizione delle cose. Adesso auspico che le procedure possano essere velocizzate al massimo. Sì, in questi giorni sono stata anche abbastanza dura nei confronti del consorzio Tre Sorgenti, che ancora una volta purtroppo noi stiamo pagando lo scotto di una rete colabrodo e comunque ci lamentiamo delle cose che non si guardano per tempo e che non si aggiustano per tempo. È intollerabile nel 2020 ancora avere un problema di crisi idrica, specialmente in questo
particolare momento comunque che non è superato di emergenza sanitaria, non è possibile non erogare tutti i giorni l'acqua, e di questo ci siamo abbondantemente lamentati, perché sono certa e convinta che l'acqua debba essere abbondante, debba essere di qualità e a canone equo per i cittadini, e questo è un obiettivo che dobbiamo assolutamente cercare di raggiungere tutti insieme, con l'amministrazione comunale in testa. Io ho chiesto anche alla Girgenti Acque, alla gestione commissariale, che per questo periodo del bimestre luglio-agosto ho chiesto di non inviare ai cittadini naresi la bolletta per il pagamento del canone idrico. La gente già non solo sta vedendo questa grande problematica della carenza annosa dell'acqua, ma ha dovuto anche sostenere dei costi per l'acquisto di acqua con le autobotti. Noi non abbiamo niente contro la gente che lavora, la gente che si guadagna il pane o l'acqua in questo caso. Non vorremmo ascrivere la nostra città a chi insomma pensa più all'acquisto con le autobotti anziché avere un regolare servizio costante di acqua abbondante, buona e a buon prezzo. Come ho anche scritto ai colleghi sindaci e miei omologhi di Castrofilippo, di Grotte e di Racalmuto, in maniera tale che possiamo fare un'azione comune, un'azione forte e vibrante nei confronti del Sorgenti, che ricordo Naro non fa parte del consorzio del Sorgenti, però Naro ha diritto a 23 litri secondo. Non è possibile che quando va bene ne abbiamo molti di meno e nei momenti peggiori come questo che stiamo attraversando siamo completamente a secco. Quindi insomma questo è lo stato dell'arte, abbiamo il dovere di denunciarle queste cose, ovviamente una denuncia politica, la mia, ma abbiamo il dovere di denunciarle perché lo scorso anno siamo stati ben felici di avere un'acqua costantemente presente nei nostri rubinetti e non capiamo insomma nell'arco di questo anno cosa sia potuto accadere. Pensavamo che l'emergenza fosse totalmente finita e invece quest'anno ci ritroviamo con i problemi che ho lasciato poco prima di finire la mia prima sindacatura. A partire da domani saranno erogati dal comune di Sciacca i buoni spesa elettronici per l'acquisto dei beni di prima necessità finanziati con fondi europei e deliberati dalla Regione. Sono circa 600 gli aventi diritto, fanno sapere il sindaco di Sciacca Francesca Valenti e l'assessore Gisella Mondino. Si tratta di nuclei in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Con la nuova legge urbanistica gli architetti diventano i protagonisti del territorio. La soddisfazione del presidente dell'Ordine di Agrigento, Alfonso Cimino, il servizio di Arturo Cantella. 40 anni dopo, finalmente, ecco la legge urbanistica che rende gli architetti veri protagonisti nella trasformazione e nella tutela del territorio siciliano. Queste le parole del presidente Alfonso Cimino dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, che plaude alla nuova legge urbanistica siciliana, che pone strumenti importanti per il rilancio del nostro territorio, per il quale si attendono azioni decise e tendenti alla salvaguardia ambientale, la drastica riduzione di consumo di suolo, la riqualificazione e rigenerazione urbana. Come recentemente dichiarato Giuseppe Falsea, presidente della Consulta regionale degli architetti, la Consulta regionale e gli ordini territoriali si sono impegnati in questi anni a dare giusto e doveroso contributo al testo di riforma urbanistica, fondamentale per coniugare nella nostra regione sviluppo e salvaguardia ambientale. E non a caso, come si ricorderà, nell'ottobre scorso si è svolto ad Agrigento un interessante incontro per la presentazione della norma in corso di approvazione tra il presidente della Commissione Territorio e Ambiente Savarino, il presidente Musumeci, il presidente degli ordini degli architetti Cimino di Agrigento, Paolo Loiacono di Caltanissetta, Alessandro Amaro di Catania, il vicepresidente della Consulta regionale degli agronomi, Roberto Andaloro, il professore Trombino e tanti altri esperti del settore. In questi anni, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, abbiamo fortemente sottolineato l'importanza degli strumenti urbanistici per il rilancio dei nostri territori
in una provincia quasi dimenticata, lontana sotto il profilo delle infrastrutture dal resto della Sicilia, ma tra le più ricche di storia, architettura e paesaggio. Oggi in Sicilia è in atto una rivoluzione in termini di pianificazione urbana. Dobbiamo essere tutti pronti a metterla in pratica, architetti, amministratori, politici, uffici tecnici, imprenditori e cittadini, tutti insieme per il rilancio del territorio e per una rigenerazione urbana e consumo di suolo zero, intesi come volano economico e rinascita dei territori. Occorre, conclude Cimino, parlare di un progetto delle nostre città e in tal senso il nostro ordine è pronto a dare il proprio contributo e il supporto agli architetti, liberi professionisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il genio civile di Agrigento con il direttore Rino Lamentola è intervenuto sulla frana che ha riguardato il costone del Caos. Il movimento franoso va fermato dal basso. L'architetto Rino Lamentola, capo del Genio Civile di Agrigento, non ha dubbi. Per evitare i continui crolli della falesia sulla collina del Caos, come quello avvenuto domenica mattina, bisogna porre un freno sulla base. Durante le conferenze di servizio convocate dal commissario del governo per il dissesto idrogeologico, dice Lamentola, abbiamo rilevato che i motivi del dissesto geomorfologico in atto sono riconducibili a due principali fattori: al piede l'azione erosiva del mare a monte, l'azione erosiva delle acque di ruscellamento, unitamente alle acque di percolazione, al contatto tra le sabbie del terrazzo marino e le sottostanti argille impermeabili. Per quanto riguarda i necessari interventi di protezione del piede della falesia, la Protezione Civile attuerà a breve un intervento di protezione a mare che consiste nella messa in opera di una serie di barriere soffolte ad inibire l'azione erosiva delle onde. Per quanto riguarda invece le opere per la riduzione delle criticità determinate dalle acque di superficie, l'ANAS ha già proposto un progetto per la realizzazione di una trincea drenante a monte della strada statale 115 con l'obiettivo di ridurre le acque di circolazione sotterranea al fine di mitigare l'azione erosiva sull'orlatura del costone. La realizzazione dell'insieme delle opere dovrebbe superare le attuali criticità geomorfologiche della falesia. Il Genio Civile continua a monitorare il movimento franoso ormai da anni. Nel frattempo, spiega ancora il capo del Genio Civile Rino Lamentola, è comunque necessario che venga mantenuto il divieto di balneazione e di transito nella spiaggia sottostante la falesia o di quello che ne rimane e che l'ANAS assicuri un costante monitoraggio sulle condizioni di stabilità del versante. Il Genio Civile, nell'ambito delle proprie competenze, utilizzando i propri canali preferenziali al fine di velocizzare l'istruttoria di interventi di rilevanza strategica, rilascerà le autorizzazioni e i pareri di propria competenza non appena i progetti esecutivi redatti da ANAS e Protezione Civile saranno depositati presso lo stesso ufficio. Poco prima del cedimento, una squadra della Guardia Costiera domenica mattina aveva fatto sgomberare l'intera area che era piena di turisti nonostante sia interdetta e da tempo proprio per il rischio crolli. Periodicamente dal costone si staccano porzioni di terreno che crollano a mare. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina. L'ordinanza sarà in vigore dalle 20 del 14 agosto e fino alle 3 di Ferragosto. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Agronomi e dei Dottori Forestali chiede prevenzione e non solo contro gli incendi. Vediamo. Sul fronte incendi interviene il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Agronomi e dei Dottori Forestali, secondo il quale il contrasto agli incendi si fa con la prevenzione, come previsto anche dal decreto semplificazione. Anche il 2020, scrive il CONAF, ha portato un'estate rovente con incendi boschivi quasi sempre di origine dolosa. A fianco delle forze dell'ordine impegnate ad arrestare i delinquenti, la nostra esperienza, dicono i dottori agronomi e forestali, ci porta verso una soluzione unica, e cioè l'impegno a lungo termine, con investimenti per una adeguata prevenzione, con opere specifiche quali fasce parafuoco, sistemazione della viabilità forestale e una gestione attiva del bosco. L'auspicio è anche di recuperare l'enorme patrimonio di conoscenza del territorio, di tecniche di spegnimento acquisito dal personale del Corpo Forestale dello Stato, soppresso nel 2016.
Solo così, insomma, si potrà agire tempestivamente, evitando danni e pericolo, soprattutto nelle zone abitate. Ovviamente si spera di averla vinta sui delinquenti, che creano quello che anche nell'Agrigentino si è visto di brutto per quanto riguarda gli incendi, con i Canadair a fare la spola con il mare di San Leone. Restiamo in tema di incendi per raccontare quanto è successo nel quartiere agrigentino di Fontanelle con le fiamme che hanno dapprima lampito e poi quasi distrutto alcune palme del viale Sicilia. L'unico polmone verde intanto rimane sopraffatto dalle sterpaglie, come mostrano le immagini. Ieri ci siamo occupati delle fiamme di probabile origine dolosa che hanno interessato il quartiere. Nelle stesse ore è arrivato l'annuncio dell'assessore Amel di un imminente impiego degli operai addetti al decespugliamento. L'augurio è che ci si ricordi di intervenire anche nel viale Sicilia per salvare il salvabile. L'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci, emessa per contenere il rischio contagi, sta creando diverse proteste, a cominciare dall'ANCI. Vediamo con Lello Casessa. L'ultima ordinanza Musumeci per contrastare il virus ed evitare gli assembramenti nei locali pubblici scarica la responsabilità ai comuni che adesso rimbalzano la palla nuovamente al governatore. L'ordinanza Musumeci di fatti attribuisce alle amministrazioni locali la responsabilità dei controlli che fa immediatamente infuriare l'ANCI, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il governatore vieta solo gli eventi in discoteca al chiuso che erano già non possibili prima, mentre per tutto il resto si limita a dare indicazioni di massima e delegare i controlli ai sindaci senza garantire risorse e mezzi adeguati. Quello che ci spaventa, dichiara Alvano, segretario generale dell'Associazione dei Comuni, è la possibilità reale di applicare le misure soprattutto per evitare gli assembramenti. Musumeci infatti da un lato impone i tamponi ai migranti, ma non interviene sui reali rischi provocati dai siciliani. Per gli eventi all'aperto viene solo stabilito un limite di pubblico con un'indicazione di non ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, una indicazione che non è un obbligo, e poi delega ai comuni controlli ed eventuali sanzioni. La protesta si allarga e coinvolge direttamente i gestori delle discoteche. Noi gestori, dice Bianconi, vicepresidente del sindacato italiano locali Ballo, non possiamo multare le persone se non indossano la mascherina, vorremmo un accordo con le forze dell'ordine per essere aiutati a far rispettare le regole. Affronta anche la questione del Ferragosto, limite del 40% delle presenze che un esercizio può contenere ed obbligo per gli organizzatori di comunicare l'iniziativa alle prefetture e ai comuni che poi devono controllare. Il governo aveva annunciato dei fondi per avviare i controlli sulle spiagge, ma nessun euro è arrivato ai comuni. 70 milioni sarebbero stati girati alle amministrazioni locali per gestire la sorveglianza in spiaggia, così dichiarava qualche mese addietro Cordaro e Razza, assessori del governo Musumeci. Adesso i sindaci si attrezzano per vietare gli eventi in spiaggia. Modica e Scicli hanno già chiuso le coste di notte, Cefalù idem fra il 14 e il 15 e così via, un elenco lunghissimo di piccoli e grandi comuni, ed in queste ore è già pronto l'incontro in prefettura ad Agrigento del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per stabilire come organizzare e gestire la situazione del Ferragosto e soprattutto attivare la macchina dei controlli. Il sindaco diventa guida turistica per un giorno. Il sindaco è Angelo Tirrito, primo cittadino di Sant'Angelo Muxaro, il piccolo borgo dei Sicani, che ha guidato un gruppo di ospiti arrivati in paese per partecipare all'evento L'Anello del Mito. Il tour si è concluso nel centro storico. Elezioni amministrative confermate per il 4 e 5 ottobre, smentite le voci che parlavano di un ulteriore rinvio. I dettagli con Lello Casessa.
Le elezioni nei comuni della Sicilia sono confermate per il 4 e 5 ottobre prossimo. Il turno di ballottaggio si svolgerà nel caso il 18 e il 19 ottobre. Tra questi anche Agrigento si prepara al voto amministrativo con i candidati sindaco già annunciati: Franco Miccichè, Marco Zambuto, poi ancora Aldo Piazza e Marcella Carlisi, nomi di cui si parla, e del sindaco uscente Calogero Firetto. Intanto, con soddisfazione, l'assessore regionale agli enti locali Bernardette Grasso dichiara: rispettata la tabella di marcia che avevamo concordato, le elezioni che per via dell'emergenza sanitaria hanno subito lo stop forzato potranno svolgersi regolarmente il prossimo autunno. Per consultare il calendario delle scadenze, le circolari, le note e tutte le pubblicazioni è possibile tramite l'accesso al sito istituzionale del Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana leggere ed approfondire tutto. La competizione elettorale interesserà 61 comuni che sarebbero dovuti andare al voto tra aprile e giugno e a causa Covid si è ritenuto utile spostarle in autunno. Pertanto le elezioni saranno accorpate a quelle del 4 e del 5 ottobre in primo turno e con turno di ballottaggio il 18 e il 19 ottobre prossimo. In definitiva, tutti i comuni che andavano al voto in forma ordinaria sono stati spostati ad ottobre ed anche alcuni comuni aggiunti per effetto di dimissioni dei sindaci, ad eccezione di Vittoria e San Biagio Platani, sciolti per mafia, che andranno ad elezioni tra ottobre e dicembre prossimo. E in provincia di Agrigento alle urne anche il comune di Casteltermini, dove è stato riconfermato candidato sindaco Filippo Pellitteri del Movimento 5 Stelle. A Casteltermini si torna a votare dopo 3 anni. Verrà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, mentre proseguono le ricerche del figliolo. Vediamo. Sarà eseguita oggi all'ospedale Papardo di Messina l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la DJ di 43 anni, trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi di Caronia, dopo 5 giorni di ricerche. Dall'esame autoptico potrebbe arrivare qualche elemento utile a chiarire i tanti misteri che stanno caratterizzando la tragica vicenda. Il primo elemento da chiarire è la causa del decesso della donna. Dal risultato dipenderà il proseguimento delle ricerche del piccolo Gioele, il figlio di 4 anni della donna, originaria del Torinese e da tempo residente a Venetico. Dalla cittadina del Messinese, la 43enne si era allontanata lunedì pomeriggio, dicendo di andare a fare degli acquisti a Milazzo. La donna è però andata ben oltre la città mamertina, raggiungendo prima Sant'Agata Militello e poi proseguendo il suo viaggio sull'autostrada 20 Messina-Palermo fino a Caronia, dove è rimasta coinvolta in un lieve incidente. Da allora si sono perse le tracce della donna, fino al rinvenimento del cadavere sfigurato. Intanto proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele. Gli inquirenti utilizzano anche cani molecolari e droni per cercare il piccolo. Il quartier generale delle ricerche è stato allestito in una stazione di servizio a poco meno di 2 chilometri dal luogo del ritrovamento del corpo di Viviana. Nelle scorse ore c'è stato un vertice in prefettura a Messina, nel corso del quale è stato deciso di estendere le ricerche anche in altre zone più lontane dal rinvenimento del corpo di Viviana. Altre decisioni verranno prese dopo l'esito dell'autopsia. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. Eleonora Locurto, capogruppo UDC all'Ars, interviene sull'aggressione avvenuta a Marsala di un giovane extracomunitario. Auspico, dice Locurto, che le indagini vengano svolte con scrupolo per assicurare alla giustizia i responsabili. E adesso pausa per la pubblicità. A tra poco. 2 anni di attività amministrativa. A Messina il sindaco presenta la relazione. La prima cosa che è cambiata è che sono un cavaliere solitario errante in questo palazzo, non è una cosa da poco, perché amministrare una città senza un consigliere comunale è sicuramente un elemento che cambia la prospettiva. In che termini? Quella di dover concertare un nuovo programma, tra virgolette. Il Salva Messina, il cambio di passo, sono esattamente la concertazione che ti porta a dover definire comunque una linea
politica che ti porta ad attuare una buona parte del programma sul quale c'è poco da discutere, come ad esempio il risanamento economico-finanziario. Siamo tutti d'accordo, ma nessuno l'ha fatto. Noi lo abbiamo fatto e con questo secondo anno di attività diamo anche l'asseverazione che la ricetta De Luca non solo ha funzionato, ma ha portato una serie di risultati che sono andati al di là di quelle che era la prospettiva, perché stando fuori dal palazzo hai una visione, quando entri dentro ne hai un'altra, su questo non ci sono dubbi. Importante è che gli obiettivi che ti poni li raggiungi. L'obiettivo è il risanamento economico-finanziario, la riorganizzazione del palazzo e il rilancio della città. Se poi ci arrivi con 180 partecipate o con una non ha importanza, ci deve arrivare però, perché quello è l'obiettivo. Lo strumento lo scelgo io e me ne prendo la responsabilità anche in relazione a quelle che sono modificazioni che dall'interno del palazzo devo obtotocollo applicare. E considerato il contesto nel quale io ho operato mi do 10 più in relazione ai risultati che sono stati raggiunti. Ora, al di là del voto in sé, una cosa è certa, questa amministrazione ha operato, non si è fermata di fronte a nessuna criticità e soprattutto non ha fatto finta di non vedere come è stato prima. Un dato tanto per intenderci sul concetto: se non è stata approvata nessuna transazione negli ultimi 5 anni che mi hanno preceduto ci sarà un motivo. Il motivo è semplice, perché poi bisognava dare la copertura finanziaria. Bene, nessun accordo è stato esitato dal Consiglio Comunale, nessun debito è stato pagato. Questa amministrazione comunale, con l'avallo del Consiglio Comunale, dove poi la sinergia in positivo, ha fatto oltre 800 transazioni, ha abbattuto il debito di oltre il 50% e oggi daremo anche conto del nuovo piano di riequilibrio che andremo a ripresentare grazie alle risultanze che sono emerse dopo 18 mesi di applicazione del Salva Messina. Ma ancora lo sbaraccamento, su quello non ci sono dubbi, anche se oggi si apre una prospettiva diversa e quindi tutte le nostre azioni forti, condivisibili o meno, comunque hanno portato al primo risultato, che il caso finalmente ora è nazionale. Finalmente ora è all'ordine del giorno del Parlamento, quindi significa che tra in ogni caso una goliardata e l'altra, un'ordinanza e l'altra, siamo riusciti a ottenere il risultato, ma nel frattempo abbiamo fatto in 2 anni quello che è stato fatto in 30 anni e questo lo dicono i numeri e soprattutto anche la prospettiva che abbiamo creato. Quindi è logico che il mio cuore è lì non per una questione politica, è lì perché abitare in quel contesto è disumano e quindi è ovvio che il mio cuore è lì per questo motivo. Siamo alla pagina sportiva, continuano i colpi di mercato per la SEAP Dalli Cardillo Aragona. Arturo Cantella. Nuovo colpo di mercato per la SEAP Aragona dopo l'arrivo dell'esperta palleggiatrice Valeria Caracuta, della centrale Barbara Murri, delle schiattatrici Elena Cappelli, Giorgia Silotto e dell'opposto Sara Stival. La società del presidente Nino Di Giacomo si è assicurata le prestazioni della centrale laziale Francesca Borelli, classe 95, alta 1,85 m, nata a Fondi in provincia di Latina. Nella passata stagione ha giocato con il Volley Città di Castello per poi accasarsi a gennaio nella 3M Pallavolo Perugia, sempre in Serie B1, e ha un curriculum sportivo di tutto il rispetto. Nella stagione 2017-2018 lascia l'Italia per giocare nella Serie A svizzera con la maglia del Lugano. Nella stagione 2018-19 torna in Italia per disputare la B1 con il San Giustino Volley. Velocità e ottimi fondamentali sono le principali doti della Borelli, che dichiara già dai primi contatti con il presidente Nino Di Giacomo e con l'allenatore Massimo D'Aggioni: ho capito da subito che la società ha obiettivi ben chiari e ambiziosi. Ho preso da subito in considerazione la chiamata in quanto ho trovato il progetto molto stimolante e sono sicuro che sarà una bella stagione quanto difficile e questo sarà un motivo in più per dare il massimo. Francesca Borelli è l'ultimo colpo di mercato e completa il roster della SEAP Dalli Cardillo Aragona per il prossimo campionato di Serie B1. La società ha ingaggiato 6 nuovi giocatrici e riconfermato altrettante. Tra questo il tabellone tecnico, l'allenatore Massimo D'Aggioni, confermato, il preparatore atletico Danilo Turchi che arriva dal Volley Cecina, l'allenatore Damiano Romano, confermato. La squadra è formata dalle palleggiatrici Valeria Caracuta e Martina Baruffi, i centrali Elisa Manzano, Francesca Borelli, Barbara Murri.
le schiacciatrici Serena Moneta, Jacqueline Donascimento, Elena Cappelli, Giorgia Silotto, opposto Sara Stival, liberi Federica Vittorio e Fabiola Ruffa. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.